Cauriol Cornazzi. Se i locali sono tornati alla vittoria dopo 2 sconfitte, per gli ospiti è arrivata una sconfitta nettissima contro la capolista, ma che ha voglia di rivalersi a giocare un brutto scherzo alla Cauriol. Ci riuscirà? Montipalli di Ischia. I gialloneri faticano a trovare la propria dimensione, ma possono trovare conferme sul campo di chi di punti finora ne ha ottenuti solo 3. Riuscirà invece la Montipalli a muovere la propria classifica? Roncegno Primiero. I locali hanno il doppio dei punti in classifica rispetto agli ospiti, ma Tavernaro e i suoi sono stufi di giocare discretamente e tornare a casa a mani vuote. Riuscirà il Primiero a trovare la prima vittoria esterna del campionato? Tesino Oltrefersina. 2 squadre divise da 2 punti, ma gli ospiti appaiono favoriti almeno secondo i numeri, dati molti gol segnati. Nel classico di questo campionato il match appare in equilibrio. Chi la spunterà? Valsugano Artigara Lefre. Dopo diversi anni finalmente torna il derby tra queste 2 squadre, anche se i precedenti sorridono agli ospiti, che in questo campionato segnano poco ma hanno subito solo un gol. Per i gialloverdi l'orgoglio aiuterà a vincere?